Eder, Mech, Pallister. Di seguito l'analisi fatta sulla testimonianza di Iva da Gianluca Spina, ex ispettore capo della Polizia di Stato, esperto e docente di linguaggio non verbale e microespressioni facciali. Buona visione. Uno degli elementi chiave è: Liliana è mai uscita di casa oppure no? E a tal proposito c'è una testimonianza molto importante, quella della signora del negozio di frutta e verdura, che dichiarò di averla vista transitare davanti al suo negozio quella mattina famosa, indicando addirittura anche un'ora certa, le 8:30. Circa questa testimonianza io ho sempre avuto dubbi, per due ragioni. Il primo dubbio è proprio fisico, dinamico, e il secondo riguarda le microespressioni facciali del suo volto. In questo documento ti propongo infatti due contenuti che riguardano la signora. Una prima intervista in cui ha il volto quasi totalmente coperto da una mascherina. Il secondo contributo invece la vede a volto scoperto e quindi molto utile. Guardiamo il primo spezzone. La negoziante che gestisce il locale è l'unica persona che quella mattina ha visto Liliana. Per di qua è passata, proprio per di qua è passata, io ero sul banco, fuori, diciamo dentro, e ho vista, ho notato molto triste. Mi sono un attimo fermata e ho detto ma non ero subito sicura, dopo ho visto il ciuffetto bianco ho detto sì, Allora, contestualizziamo questa testimonianza. È una mattina qualsiasi per lei, per la signora del negozio di frutta e verdura. Si trova dietro il banco, è un negozio con una sola vetrina, quindi un'apertura di 3 metri al massimo, ed è indaffarata a fare altro, si presume. Quindi immagino anche che avrà visto passare diverse persone quella mattina. E allora sono due le cose: o lei è un'attentissima osservatrice, ma del micro dettaglio, quindi appassionata di questo, e quindi riesce a coniugare le necessità della sua attività con quello che accade fuori dalla sua vetrina, oppure mi risulta strano che lei in 2 secondi, perché ci vogliono 2 secondi a percorrere il quadro di una vetrina, perché la sua visuale, immaginiamocela, è esattamente la larghezza di quella vetrina, e quindi lei deve fotografare, come dice, esattamente l'istante in cui Liliana Resinovic passa lì, e in quell'istante avrebbe visto il volto triste e il ciuffo, al punto da essere certa fosse lei. Vi sembra verosimile questa testimonianza? Cioè in 2 secondi 2, perché allora vuol dire che la signora del negozio ha colto Liliana passare esattamente dal punto in cui compare sul lato sinistro della vetrina e l'ha potuta osservare per i 2 secondi 2 in cui essa è passata dentro il vetro. E quindi, come fosse un fotogramma che scorre, lei ha colto tutto questo, ha colto un volto triste e un ciuffo. E non solo, ma poi dirà, come sentirete, di aver visto anche com'era vestita e di essere stata in polizia a raccontarlo. Quindi, riepilogando, in 2 secondi, lei, intenta ad occuparsi del suo negozio, è riuscita a cogliere il ciuffo, la tristezza e l'abbigliamento. In 2 secondi, c'è un fenomeno. Una vera esperta di osservazione. Ora vi lascio guardare la fine di questo contributo e poi analizziamo quello a volto scoperto. Qui eravamo al 4 di gennaio del 2022. Andiamo avanti. È andata verso giù, verso prendere l'autobus. Comunque io ero dentro, non ho vista
Se è andata verso giù o prendere l'autobus, questo non saprei. Una cliente che ogni tanto veniva da lei? Ogni tanto veniva, sì, da me, ogni tanto, sì. La vedeva insieme al marito, ad altre persone o Di era solito sempre da sola veniva. Io ho provato, quando ho saputo sabato, sono rimasta scioccata e non mi davo pace tutto il weekend. Lunedì ho chiamato la questura. Se è vera notizia, non è vera notizia, se è vera che io ho qualcosa da dire. Ho detto guarda, io ho vista, ma vorrei dire, no? Almeno come era vestita, almeno, no? E dopo mercoledì ho chiamato 112 e dopo sono andata in questura a dire. Eccoci al contributo senza mascherina, a volto scoperto. Ida, lei è testimone nel caso Liliana Resinovic. La mattina del 14 dicembre 2021 Lilli passò davanti al suo negozio, ma da quale parte della strada? Da questo lato, così proprio davanti alla vetrina. Allora, innanzitutto c'è il movimento oculare, guarda in basso e ha bisogno di inumidirsi le labbra. Quello è un gesto strano, però potrebbe anche essere imbarazzo. Non mi sembra una persona imbarazzata davanti alle telecamere, mi sembra che si trovi molto a proprio agio, però c'è qualcosa che non quadra. Andiamo avanti. Davanti alla vetrina e lei se la... Ecco, e se no come la vedevo? Qui la giornalista non ha voluto mettere in dubbio che lei l'avesse vista oppure no. È lei che parte prevenuta. E se no come avrei potuto vederla? Davanti al fatto che ha appena dichiarato che è passata lì davanti. È prevenuta, e se è prevenuta è sulla difensiva. Se è sulla difensiva vuol dire che c'è qualcosa che non va. Alla fine di questa affermazione, e se no come la vedevo, ecco il volto. Questa è una faccia, è una bocca chiusa, ermetica, dritta, che è tipica di chi sta raccontando molto probabilmente il contrario di quello che sa. Quindi se la ricorda con che espressione? Cosa ricorda di quei momenti? È un'espressione triste, la vedevo preoccupata, la vedevo in pensiero. Occhi chiusi, processo cognitivo in atto. Che cosa sta guardando lei con gli occhi chiusi? L'immagine che ha realmente visto o l'immagine che ha detto di aver visto? Che avrebbe dovuto dire di aver visto? Sta guardando immagini viste o immagini costruite? E torno a dire, com'è possibile che in 2 secondi lei abbia visto tutto questo? Andiamo avanti. Non è stato un solito sguardo. Com'era Lilli? Una persona semplice, molto generosa, anche a me ha regalato certe cose, anche mi ha regalato una foto perché piaceva anche a Liliana fare le foto. Ecco, era una fotografa. Sì, piaceva fare le foto. Come al marito. Sì. Lei ha detto quella mattina era triste quando l'ha vista passare nel giorno della scomparsa. Vuol dire che invece era una persona molto allegra, di solito era di buon umore? Semplice, cioè sempre rilassata, la vedevo passare, non quell'espressione del viso che qualcosa non va bene, cioè, lo vedevo. Allora per questo mi è rimasto anche in mente, non è stata la solita Liliana. Allora qui ci risiamo. Conferma di aver visto un volto preoccupato. In 2 secondi è riuscita a cogliere quel volto. Immagino che la signora ogni mattina, a mente fresca, faccia l'esame dello stato d'animo di tutti i passanti. Perché da come racconta in questi 2 contributi, non sembra narrare di una persona che frequentasse il negozio tutte le mattine e che trascorresse del tempo presso di lei. Allora avrebbe potuto avere un senso questo tipo di dichiarazione, ma sembra descriverla più o meno come una cliente occasionale. E quella mattina però lei è folgorata da questo volto preoccupato e da tutti i particolari che è riuscita a raccontare. Io ho molti dubbi su questa testimonianza, che ripeto è chiave perché colloca Liliana Resinovic alle 8:30, tra l'altro, con orario preciso. Incredibile. Io una testimonianza così negli anni in polizia non l'ho mai trovata. Colloca Liliana Resinovic esattamente su quel marciapiede, diretta verso il capolinea degli autobus. Che ne pensate? Vi convince dopo questa lettura che ho fatto? Scrivetelo nei commenti. Nulla è mai come sembra. A Trieste, in questo caso, soprattutto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.